Finisce in gloria, ma solo per il Treviso. Finisce in gloria e non è la prima volta per la squadra che l'ultima di campionato viene a giocarsela a Siena. È successo alla Spalle di Giambattista Fabri qualche anno fa. È successo al Castel di Sangro di Iaconi lo scorso anno. È successo oggi al Treviso delle Meraviglie allenato da Pillon. Onore al merito dunque per i trevigiani e giusto l'Epinicio fatto sentire dai tifosi al seguito. Il Siena guarda e cerca di imparare come si fa a fare il gran salto che porta in Serie B. Per oggi intanto, platonicamente, i bianconeri mettono KO i campioni, ma i domi, e salvano la faccia di un campionato che ha regalato prima qualche gioia, durante tante amarezze e in fondo, nella coda, anche il veleno delle polemiche nei confronti della società che molti vorrebbero vedere cambiare di padrone. La cronaca dell'ultima di campionato vede il vuoto assoluto per 17 minuti, poi un sussulto e Bortoluzzi che su punizione porta in vantaggio i suoi. Il Siena con qualche giovane in campo e con Leonardi su tutti si muove bene e tenta qualche conclusione, ma il raddoppio non arriva almeno fino al 42esimo quando Simonetta da fuori fa secco Cecchinato. Al riposo dunque con il doppio meritato vantaggio dei padroni di casa che hanno impedito agli ospiti qualsiasi tipo di conclusione e questo nonostante il buon lavoro di Fiorio. Ed è proprio Fiorio che in apertura di ripresa su cross dalla sinistra di testa beffa Mazzi. Si vede che quella biancoceleste è una squadra sferzata negli spogliatoi e allora i campioni insistono e ancora con Fiorio costringono in angolo i bianconeri. Il Siena però, che non vuole rischi, riprende ad attaccare, crea delle buone opportunità e a mettersi in grande evidenza è Arcadio con le sue micidiali volate. Una fuga veloce fermata in angolo, un intermezzo di Simonetta, una uscita di Cecchinato sui piedi, poi un gol impossibile quando ormai l'azione sembrava finita. È il giusto riconoscimento per chi, al di là degli errori talvolta anche clamorosi in fase realizzativa, ha sempre corso e si è impegnato dal primo all'ultimo minuto. 3 gol sul groppone però non sono cosa da primi della classe. Il Treviso cerca di reagire, ma dopo una conclusione alta di Tollardo è ancora Cecchinato a dover intervenire per sbrogliare situazioni pericolose sui piedi di Simonetta prima e Arcadio poi. La gara è piacevole, nuovamente si infiamma alla mezz'ora quando, dopo una conclusione di Soncin respinta con i pugni da Mazzi, Tollardo beffa l'estremo bianconero. I trevigiani credono nel pari, provano ad insistere, ma tutto si ferma contro il muro difensivo alzato da Ferraro, Lancini e Leonardi. E allora, visto che non si passa, l'unica preoccupazione a quel punto diventa quella di salvarsi dall'assalto dei tifosi in caccia di Cimeli quando l'arbitro fischierà la fine. E la cosa riesce perfettamente alla chiusura decretata dal signor Esposito. Treviso in B dunque meritatamente, Siena invece lì a guardare ed applaudire una squadra che negli ultimi 3 campionati ha vinto 3 volte.